2, 3. Brescia, bellezza, messo la principessa. Tu che parla ben, magni su che mai conosco. Brescia, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Bentrovati a Brescia Bellezza, un nuovo appuntamento. Inauguriamo la puntata con il dialetto, è il furmintù. Facile, che cos'è il furmintù? Come fate a non saperlo? È il grano turco, è la farina o è il colapasta? Seconda domanda, la chiesa di San Pietro in Oliveto, bellissima, dove si trova a Brescia? In Corso Matteotti, in via del Castello oppure in via Pusterla? Terza e ultima domanda del nostro quiz di oggi. Canton Mombello, dove sta Canton Mombello? Vicino a Piazza Garibaldi, vicino a Porta Trento oppure vicino al carcere? Questo è il Canton Mombello. Restate qui che vi raccontiamo tutto, grazie. Signor Battista, ma lei con sti occhi azzurri quante donne ha conquistato? Poche ma buone. Poche ma buone. Poche ma buona. Perché c'è la moglie che lo sta seguendo in questo momento, E poi lo rincorre pure. Allora, caro Battista, lei mi diceva nella precedente puntata che un po' di agricoltura, insomma, Sì, ne sa, no? Sì, sì. Quindi, insomma, è il furmintù. Che cos'è? Il grano turco, la farina o il colapasta? Mais, grano Mais. turco. Lei coltivava pure il furmintù? Lo coltivo anche. Ah, pure? Sì. Oh, ma ragazzi, Battista è un ottimo partito, sì. Allora, Brescia la conosci un po', la Sì, nostra sì. città. Qui non si vede nella nostra riproduzione grafica, però la chiesa di San Pietro in Oliveto, a Brescia, dove sta? Sul castello. Bravo Battista! E Canton Mombello? Canton Mombello lo so dov'è, però non so. Sei mai entrato? No, Dai, per fortuna. Non c'è ancora entrato. Non sono ancora entrato. Passo davanti, ma la via non mi ricordo più. Comunque so dov'è. Non giri, non abbia ambizioni per entrare nella... No. Insomma, lì, stai tranquillo così che va bene. Daniela, guardate quanto è bella questa ragazza. Io dico ragazza, certo, perché certo. non si dice l'età, ma insomma, 18 anni già li hai compiuti. La posso anche dire, Ma voi 47. 47, mazza, poi c'è la storia della tua vabbè, complimenti. Grazie. Daniela, è il furmintù, hai mai sentito parlare del È furmintù? il grano turco? Daniela, ma allora vuoi far solo che belle figure. La chiesa di San Pietro in Oliveto, a Brescia, dove sta? Ti voglio aiutini? In Corso Matteotti, in via del Castello oppure in via Pusterla? La prima che La hai prima? detto? Dici Corso Matteotti? Ma sì. Sì, il pittore Matteotti. No, sai che... Non sono esperta di chiese. Vabbè, insomma, comunque, poi vedremo. E Canton Mombello sta vicino a Piazza Garibaldi, vicino a Porta Trento o in zona carcere? Direi zona carcere? Lo conosci, No. Ci passo. Grazie a voi che vi siete sottoposti ai nostri quiz e intanto vi diamo le risposte. È il furmintù e il grano turco su via, questa è davvero molto molto banale. La chiesa di San Pietro in Oliveto è in via del Castello e l'antico Canton Mombello è vicino al carcere, tant'è vero che il carcere di Brescia viene anche chiamato Canton Mombello. Va bene, vi ringraziamo, vi salutiamo, grazie, alla prossima.